Il 2020 volge al termine, inizia il 2021, oggi è il 31 dicembre, alle mie spalle Castello di San Martino, residenza del vescovo della diocesi di Vittorio Veneto, che raggruppa anche parte del Friuli orientale, in particolare Sacile, Caneva, Bruniera. È un'unica, giurisdizione ecclesiastica che fa parte della cultura pedemontana. Quel tema che è stato affrontato sia dal sindaco di Caneva che dal sindaco di Vittorio Veneto. Vi faremo vedere come prima puntata del 2021 proprio la puntata dedicata a questo legame storico tra Vittorio Veneto e Caneva e la diocesi appunto di Ceneda. Noi siamo una comunità di 6.300 abitanti, Caneva, che è sulle colline e sulla parte pedemontana della provincia di Pordenone, ma per tradizione, cultura, linguaggio, vicinanza siamo sicuramente più vicini, alla zona di Vittorio Veneto. Tant'è vero che facciamo parte della stessa diocesi, che è quella di Ceneda, che arriva fino a Caneva e a Sacile, e anche la nostra parlata, la nostra cultura e le nostre conoscenze sono più vicine alla parte pedemontana, trevisana e bellunese che non alla regione di cui facciamo parte. Eccomi qua al municipio di Vittorio Veneto, la mia bellissima città, da valorizzare sempre di più. Evviva Vittorio Veneto! Siamo qua in Piazza del Popolo con il municipio alle mie spalle. Sindaco di Vittorio Veneto, grazie della partecipazione. La comunanza del comune di Vittorio Veneto con alcuni comuni friulani, precisamente Caneva, Sacile, Bruniera, che hanno la via della fede. Sa che c'è un progetto della via di San Cristoforo proprio che accomuna tutta la pedemontana e le tradizioni in essere. Buongiorno a tutti. Sì, effettivamente ci sono dei temi che si possono facilmente condividere con i nostri cugini friulani, proprio perché moltissimi sono i temi che ci accomunano oggi, che ci hanno accomunati in passato, che da sempre direi ci accomunano. La stessa civiltà veneta nasce 3000 anni fa circa e oggi conserviamo lo stesso dialetto, la stessa lingua, lo stesso modo di rapportarci alle cose del mondo, alla vita quotidiana, gli stessi prodotti della terra, le stesse difficoltà indotte dalla presenza delle colline e delle montagne retrostanti. Quindi moltissimi sono i temi, questi si arricchiscono anche di ulteriori particolari come il fatto di avere la medesima diocesi che da quasi 15 secoli ci amministra dal punto di vista religioso, anzi direi di più, ci amministrava anche dal punto di vista civile, perché fino alla fine del Settecento avevamo la presenza di un vescovo conte che amministrava sia la vita civile che quella religiosa. Quindi il fatto di essere in due regioni distinte alle volte ci allontana, ma le radici restano, mi pare, comuni. Quindi è abbastanza logico il pensare che gli sviluppi turistici dell'intera zona possono avere un comune destino. Percorsi della fede, ma non solo, commercializzazione dei prodotti della terra, condivisione del territorio, sono tutti temi che dobbiamo senz'altro premiare, perché naturalmente esistono già e quindi sono temi facilmente gestibili. Vittorio Veneto è un comune, il più grande della provincia di Treviso, parte da una pianura molto bella, si ritrova una serie di colline che ci hanno fatto riconoscere dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Abbiamo un retrostante insieme di monti, il Visentin, parte del Pizzoc, che preludono alle Dolomiti. Quindi non ci manca nulla, se considerate poi che a Vittorio Veneto ci sono 4-5 laghi a disposizione. Dopo il lago di Santa Croce, scendendo in territorio di Vittorio Veneto, troviamo il lago Morto, il lago Restello, il lago Usel, il lago Negrisiola, quindi già oltre al Meschio come fiume abbiamo anche degli specchi d'acqua molto belli, oggi vengono utilizzati per la pesca ma anche per il surf e quindi il tema dell'acqua è un altro dei temi che stiamo sviluppando, stiamo premiando, ancorché siano già di per sé vitali. È una città molto ricca perché affonda le sue radici civili
nella notte dei tempi, fin dai tempi litici diciamo, dai primi insediamenti venetici e poi romani e poi barbarici fino ad arrivare alle signorie, tutta la storia che tutti immagino, spero conoscano, e hanno lasciato importanti vestigia in città, sotto forma di palazzi, sotto forma di chiese, sotto forma di sacelli, sotto mille forme, opere d'arte di tutti i tipi che noi conserviamo, cerchiamo di conservare al meglio e che sarebbe bene promuovere anche di più di quello che già facciamo, proprio perché veniamo distratti molte volte dalle città più grosse, dalla Venezia vicina, la bellissima Treviso, bellissima Belluno, e magari ci si dimentica di tutte le ricchezze che nel nostro territorio trovano in Vittorio Veneto un punto di concentrazione, ma che poi a ben vedere in tutto il territorio UNESCO sono presenti puntualmente. Si potrebbe fare soltanto un tema di visita, quello delle Pievi, la Pieve di Sant'Andrea assieme a quella di Colle Umberto, assieme a quella di San Pietro di Feletto, assieme a Follina, ce n'è a iosa di cose da visitare bellissime, magari sottaciute dai media. Moltissimo ci aspetta, moltissimo abbiamo anche in campo. Un esempio valga per tutti: di scendere dal nord con gli attuali flussi turistici in bicicletta, ci vede proprio al centro di un crocevia che parte appunto dal Friuli per andare ad ovest, come anche quello forse più importante che da nord punta verso sud, punta verso il mare. Elisabetta, questa è la pista ciclabile che lungo il Meschio fa vedere degli scorci molto naturalistici di Vittorio Veneto. Sì, è facile da fare, è tutta piana, comunque carinissima e si vedono degli scorci molto pittoreschi, tra cui anche vediamo degli animali e la natura in genere. È stata creata ancora parecchi anni fa e molto utilizzata da tutti. Abbiamo a cominciare dal Fadalto, abbiamo la possibilità di visitare le bellissime centrali idroelettriche che sono particolarmente belle, eseguite negli anni 20-30, anche prima quelle dismesse, per cui la loro visita con i macchinari dell'epoca, con i pavimenti che sono in pavimenti veneziani. La centrale di Caneva, che è una centrale molto potente e che somiglia come potenza alla nostra del Fadalto, prende l'acqua che scende, quella di scarico di Soverzene, che va a finire nel lago di Santa Croce, assieme a quella del Pago, passa sotto Sella Fadalto, e quest'acqua nutre la centrale di Fadalto scaricandosi nel Lago Morto. Il Lago Morto ha un altro percorso che la porta al di sopra della centrale di Nove, che è una centrale molto importante, avrebbe la pena di farci discorsi lunghi perché è molto, sì. E poi ci sono delle bellissime storielle in merito, ma ne parleremo un'altra volta. L'acqua la fa funzionare, produce molta corrente elettrica perché il salto è importante. L'acqua va a finire nel lago Restello, dove c'è una diga artificiale che permette poi di nutrire la terza, quella di San Floriano. L'acqua si scarica nel lago più basso, che è quello del Negrisiola. Da lì un fiotto nutre il Meschio, un altro attraversa la montagna, attraverso il lago di Remadruc, e si aggiunge a quella che scende dal Cellina per nutrire quella che dicevi tu, quella di Caneva. Da Caneva poi va verso Cavolano, dove c'è un'ultima centralina piccolina prima che l'acqua si metta definitivamente nel Livenza. Parte dell'acqua del Negrisiola, comunque, con un canale apposito, va a Cappella Maggiore, dove c'è un'ulteriore centrale che scarica sul canale, che la porterà allo scarico definitivo sul Piave a Susegana, in località Colfosco. Quindi è un sistema molto complesso, molto produttivo e eseguito negli anni primi del Novecento, grosso modo, conserva anche delle caratteristiche architettoniche di grande valore.